C'era attesa curiosità per conoscere da vicino il progetto di Maurizio Zamparini, un progetto, quello concepito dal presidente del Palermo, disegnato per provare a dare un calcio ai partiti tradizionali, a quei partiti che hanno fortemente contribuito al disastro economico che sta vivendo il paese. La sua presenza era stata annunciata questa mattina da Agrigento, ospite in una convention organizzata dal Patto per il Territorio, con cui il Movimento della Gente, fondato da Zamparini, si è confederato. Un imprevisto non ha consentito però all'imprenditore di essere presente fisicamente nella città dei templi, ma ha voluto telefonicamente salutare l'assemblea. Poi si è soffermato su alcuni contenuti del suo progetto che attraverserà l'Italia, partendo da questa base. La Sicilia è il faro dell'Italia, la Sicilia è la sorgente di una nuova civiltà per l'Italia. Spero di trasportarlo poi, questa scintilla che parte dalla Sicilia, per tutte le regioni d'Italia, perché tutte le regioni saranno federate, per cui voi sarete indipendenti e le altre regioni indipendenti e federate, tipo la Confederazione Svizzera, Austriaca, che ci hanno preceduto. Per cui l'importante è essere tutti uniti, voi e la Sicilia, dove è più facile, voi avete un orgoglio grandissimo e io vi ammiro per questo, e la Sicilia può essere veramente il faro di partenza per tutto il paese, ma prima dovete risolvere voi appunto i vostri problemi, aggregandovi tutti insieme in un nuovo partito che è il partito di tutti i siciliani. Siamo orgogliosi del suo interessamento al nostro progetto, ha osservato con soddisfazione Riccardo Gallo, uno dei leader del Patto per il Territorio di Agrigento. Lavoreremo assieme, ha aggiunto, per ridare speranza concreta alla Sicilia e ai siciliani. E per Piero Macedonio il contributo di Zamparini, che non scenderà comunque in prima linea, sarà determinante. Qui in Sicilia sta cercando di coordinare questi movimenti per un traguardo, quello di arrivare alle regionali, ma quello è il traguardo politico, ma in effetti deve passare prima il concetto di capire che significa nuovo. E alla convention presente il sindaco di Ragusa, anche lui protagonista della nascita di un movimento civico nel suo territorio, movimento che assieme agli altri costituiti nel resto della Sicilia, compreso quello di Agrigento, fa parte della Confederazione. Nello Di Pasquale sarebbe uno dei maggiori indiziati per la candidatura alla presidenza della regione. Io oggi svolgo un ruolo che è quello là di contribuire alla crescita di questo progetto insieme ad altri. Dopodiché, quando sarà il momento di individuare candidature, sarà necessario trovare le candidature e poi vedremo. E a proposito di elezioni regionali, non è escluso che ad Agrigento Patto per il Territorio UDC, intesa già collaudata in occasione delle amministrative, possano marciare insieme. Parola di Macedonio. Voi non pensate che il segretario regionale D'Alia possa avere la velleità di diritto di fare la candidatura al Presidente della Regione? Certamente con i discorsi in assonanza che abbiamo avuto fino ad ora verrebbe anche facile assecondarlo.